Buon pomeriggio. Oggi avremo il piacere di raccontarvi cosa sta succedendo oltre l'isola. Ne parleremo in compagnia dei nostri ospiti e della carissima Chiara Mura. Benvenuta. Buonasera. Invitiamo sul palco Alessandra Romano, Pablo Piras, Manuela Baraglia, Thomas Ponticcia, Marco Tartari, Mario Minoia e il nostro Martino Di Martino. Benvenuti a tutti. Ciao Ale. Allora, stamattina abbiamo sentito parlare di sviluppi futuri del circuito Sardex e di ciò che accadrà nei prossimi anni, negli anni a venire. Abbiamo visto le fantasie che diventeranno realtà, i sogni di Giuseppe che diventeranno realtà, ma nell'immediato futuro, entro la fine dell'anno, avverrà una modifica, ci sarà una novità molto importante che riguarderà gli iscritti sardi, gli iscritti piemontesi, gli iscritti liguri e gli iscritti emiliano-romagnoli. A brevissimo, collegandosi alla piattaforma, gli iscritti delle regioni menzionate avranno la possibilità di vedersi a vicenda. Cosa significa? Verranno abbattute le barriere della visibilità e della transabilità. Ciò significa che gli iscritti di queste regioni potranno scambiarsi beni e servizi. Tutto ciò verrà arbitrato e monitorato, come sempre, dall'area broker in una prima fase, fino a quando non avremo degli strumenti necessari e utili a... come diceva stamattina Giuseppe, non basterebbe il paese intero di Serramanna se avessimo tantissimi iscritti e quindi avremo la necessità di strumenti che ci aiutino a preservare le peculiarità di ogni territorio, valorizzando lo sviluppo economico locale. Nel mentre che questo avverrà, nel 2017, le 10.000 aziende iscritte ai diversi circuiti e gli oltre 5.000 dipendenti di aziende che hanno aperto il proprio conto personale hanno transatto oltre 107 milioni di euro e si apprestano a raggiungere un altro importante risultato anche quest'anno, con un aumento molto importante. In Piemonte e in Emilia, nell'ultimo anno, abbiamo avuto uno sviluppo veramente importante, ha visto raddoppiare il volume di transato. Oggi insieme a noi abbiamo due protagonisti di questo sviluppo. Abbiamo qui presenti Marco Tartari, che è un iscritto piemontese, e Mario Minoia, che è un iscritto dell'Emilia Romagna. Marco, socio di Emisfera, fabbrica informatica e di connettività. Ci racconti di cosa vi occupate e quali sono gli sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi anche in vista di questo cambiamento e di questa nuova sfida? Non sapevo di essere il primo, però rompo il ghiaccio. Buongiorno a tutti. Non so se posso dire delle cose perché è veramente improvvisato, è vero quello che sta succedendo qui, non è scritto. Noi siamo una software house, un'azienda di 100 dipendenti che controlla 3 società, fra poco 4, in campi diversi, dal cinema digitale alla comunicazione alle telecomunicazioni. E con Sardex abbiamo iniziato una collaborazione che speriamo vada avanti per portare tecnologia e anche in parte quello che si diceva stamattina, quindi un po' di intelligenza artificiale sulla parte del brokeraggio
Non posso dire delle parole per ovvie ragioni, Questo. mi fermo qui, ma stiamo cercando di collaborare con il circuito perché crediamo nel concetto del glocal. Glocal è una parola di Aldo Bonomi, che è un economista italiano che io ho avuto la fortuna di incontrare, e lui dice sostanzialmente una cosa: pensa globale, agisci localmente. Noi siamo situati a Verbania, sul Lago Maggiore, tra il Piemonte e la Lombardia, e abbiamo l'esigenza di confrontarci con tutte le aziende del circuito. Abbiamo l'esigenza di confrontarci con i sardi, per esempio adesso dobbiamo rifare, siamo cresciuti, andiamo al piano di sopra, come diciamo noi, e abbiamo bisogno di 20 scrivanie. Non ci sono realtà in Piemonte oggi che riescono a darci questo servizio, l'abbiamo chiesto alla rete Sardex, quindi trasferiremo crediti, e questa esigenza di lavorare insieme ci permette anche di fare un'altra cosa, portare un servizio di valore aggiunto e molto importante oggi, che è la connettività internet, sia sul circuito del Piemonte, dove già abbiamo molti clienti, ma anche per esempio in Sardegna. Piccola parentesi sulla Sardegna e poi vi giuro che finisco qui, ma molti sono sardi in questa sala e sanno che, al di là dell'esperienza meravigliosa di Tiscali, negli anni i territori marginali d'Italia sono stati un po' abbandonati rispetto a quella che è l'evoluzione tecnologica, cioè l'Europa corre, noi stiamo arrancando. Ecco, la nostra azienda sta cercando di costituire una propria rete di telecomunicazioni non solo per le città principali della Sardegna, ma soprattutto per le aree che purtroppo vengono chiamate aree a fallimento di mercato, cioè le aree dove gli operatori non hanno interesse a investire. In Sardegna non esiste Eolo, noi diamo un servizio esattamente con tecnologia wireless, similare, e quindi vogliamo fare un investimento molto importante in questo territorio. Chiudo con una piccola immagine. Questo è lo screenshot del mio cellulare di 10 secondi fa, ve lo faccio vedere perché è ancora qua, dove ho provato a fare una simulazione della connettività che può arrivare in questo edificio, quindi nel Teatro Massimo. Come vedete ci sono dei puntini verdi. I puntini verdi sono le cabine già collegate in fibra ottica attive, e quindi noi saremo in grado oggi, a chi abita qui, a chi fa business qui, di dare una connettività a 200 megabit per secondo, quindi una fibra ottica, a 49 Sardex al mese. Più di così non so come dire quello che facciamo. Grazie. Quindi in poche parole, Marco, ci stai dicendo che i dipendenti delle aziende iscritte al circuito Sardex che hanno aperto il proprio conto personale dal prossimo periodo avranno la possibilità di pagare quota parte della connettività della Totale, no scusa, 100%. Totale. O le cose o ci si credono o non si fanno. Va bene, 100%. ok. Grazie Marco. Mario Minoia invece, uno dei soci della Conner, società di noleggio auto iscritta al circuito Liberex in Emilia-Romagna. Ci racconti di cosa vi occupate, quali sono gli sviluppi, anche in ottica appunto delle possibilità di scambi tra diversi territori? Molto volentieri. Intanto buongiorno a tutti e ringrazio per essere stato invitato a questa splendida manifestazione. Sì, come giustamente dicevi, io rappresento un consorzio di noleggi, diciamo prevalentemente noleggi di autovetture e furgoni. Metto l'accento sul concetto di consorzio perché è un gruppo di imprese che si è messo insieme perché crede nel lavorare insieme possa portare chiaramente dei vantaggi in senso lato. Questa cosa ha fatto sì che ci siamo avvicinati circa 2 anni fa al circuito Sardex. Abbiamo conosciuto Paolo e la cosa che ci ha entusiasmato è vedere i ragazzi decisamente più giovani di me ovviamente, con questa voglia di fare, voglia di coinvolgere, cose. Noi lavoriamo in un settore molto specifico che è appunto il noleggio, che però è uno dei settori in sviluppo nei prossimi anni. Chiaramente quando ero ragazzo io era quasi impensabile utilizzare un bene al di fuori della proprietà, adesso è esattamente il contrario, nessuno vuole più la proprietà e cerca sempre che la responsabilità se la prenda qualcun altro. Essendo molto breve, cosa vorremmo fare nei prossimi mesi? La possibilità, come siete stati informati, la possibilità di
che c'era in Sardes, di allargare il fatto di poter inserirsi nella stessa piattaforma di più circuiti, ha fatto sì che noi ci siamo proposti e dire se eventualmente ci sono dei partecipanti ai gruppi interessati al nostro tipo di servizi, siamo disponibili. Stiamo studiando appunto con gli amici di Sardex di aprire una filiale della nostra azienda direttamente in Sardegna per agevolare un po' il tutto. Grazie Mario. Tra l'altro non solo con la Sardegna, ma c'è anche almeno una prima chiacchierata anche con un iscritto del Piemonte, no? Sì, no, in effetti potrebbe collaborare. Sì, infatti sempre appunto, come parlavo prima, dell'entusiasmo che abbiamo trovato in Sardes e in Liberex, quando ho accennato questa cosa agli amici mi hanno detto: ma sai, c'è il concessionario del Piemonte, che nel circuito del Piemonte c'è una carrozzeria che sarebbe interessata. Io li ho contattati, tutti e due entusiasti: sì, collaboriamo, facciamo qualcosa insieme. Quindi questa è sicuramente la capacità della gente di partecipare a un progetto. Io vengo dal mondo associativo, come fosse il mio amico qua a fianco. Diciamo che Sardex riesce a incarnare molte delle cose positive dell'associazionismo, cioè la voglia di collaborare insieme per uno scopo importante. Grazie Mario. Qua alla mia destra abbiamo il piacere di avere uno dei primi iscritti al circuito Sardex, iscritto dal lontano 2010. Martino Di Martino, titolare dell'agenzia di viaggi Sintour. Sei stato anche uno dei primi che ha testato l'operatività intercircuito. E, tra l'altro sei stato bravissimo e hai creato un prodotto adatto alla tua tipologia, al tuo settore merceologico, e hai sviluppato Turisardex. Ci racconti la tua esperienza? Certo, Grazie. grazie a te Alessandro e grazie a Chiara e buonasera a tutti. Allora, è facile raccontarla perché l'abbiamo già fatta, quindi non stiamo parlando di progetti e di strategie che poi molto spesso hanno difficoltà ad essere realizzate. Turisardex nasce, l'idea praticamente da appena la Sintour è entrata a far parte del circuito, era il lontano 2010, maggio-giugno. Ho avuto la fortuna e l'onore di non avere questa bravissima squadra di broker, ma parlammo di Sardex con i fondatori, con Franco Contu, i fratelli Giuseppe e Gabriele Littera e Piero Sanna. Ci trovammo nel mio modesto ufficetto nella periferia di Cagliari e sentii per la prima volta parlare di Sardex, di questa geniale idea, di questa ambizione, di questo sogno che sembrava quasi irrealizzabile. Abbiamo iniziato, probabilmente mi pare che la mia azienda fosse fra le prime 50, ancora c'era tanto scetticismo, però anche tanto entusiasmo. E soprattutto c'erano i valori che io ho sempre cercato di applicare svolgendo la mia attività, il mio mestiere, di 30 anni di turismo. Mi occupo di turismo da 30 anni, ahimè questo denota una non più giovane età, però intanto speriamo di arrivarci tutti e sani. Quindi i valori, io mi occupo oltre che di turismo, di marketing territoriale e di turismo sostenibile. Sostenibilità, marketing territoriale, sostenibilità intesa non solo come tutela dell'ambiente, ma sostenibilità sociale e imprenditoriale. Condivisione, fiducia, sono questi i valori che abbiamo condiviso da subito con il circuito e sono i valori che poi abbiamo portato naturalmente nel prodotto Turisardex, che ha avuto la sua fase di start-up nell'aprile 2017 e da allora con orgoglio, quindi non solo per merito mio ma anche per merito dei broker, di tutta la struttura che ci ha creduto, abbiamo registrato dal primo anno circa 200.000 euro di fatturato, che equivalgono a 400.000 euro di transato. Quindi un ottimo risultato fatto in due direttrici, come
è naturale per il turismo in Sardegna. Una per l'incoming, quindi abbiamo, come dire, sensibilizzato i nostri colleghi e amici degli altri circuiti a facile venire in vacanza in Sardegna. È stato facile realizzare anche questa esigenza, è ambita come destinazione la nostra isola, quindi è stato facile collegare alle strutture ricettive e ai servizi delle aziende, degli iscritti al circuito. Noi abbiamo collegato la fase, diciamo, più critica del nostro prodotto turistico in Sardegna, abbiamo messo da parte i voli e siamo riusciti a far viaggiare ad occhio e croce 400-500 persone che nel loro piccolo avranno fatto 3.000-4.000 presenze e possiamo essere tutti orgogliosi di averle fatte in Sardex. Allo stesso modo abbiamo pensato anche all'esigenza dei sardi di spostarsi nella penisola per motivi di lavoro, per motivi di vacanza e purtroppo talvolta anche per motivi di salute. Sappiamo quanto i viaggi della speranza siano un elemento che purtroppo nella nostra società, per noi e per tutti i nostri concittadini, siamo costretti ad andarci a curare a Milano, andarci a curare a Bologna, e quindi abbiamo dato il nostro contributo anche a questo settore non proprio felice delle vacanze, del turismo. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. Contiamo sicuramente di andare avanti e di progredire con magari delle piattaforme più evolute che ci consentano anche di far lavorare meno i broker e di essere più pronti nelle risposte. Contiamo molto nel nuovo strumento riservato direttamente ai consumatori con Bisu, quindi ci portiamo dentro le agenzie e dentro le strutture ricettive anche quel traffico che purtroppo da un po' di tempo viene in qualche modo governato dal mondo delle OTA, sono gli online tour operator, che con Booking.com, con Expedia e con quant'altro, Airbnb, eccetera, è vero che hanno un'offerta ormai irripetibile dal punto di vista della visibilità online, però è anche vero che dal punto di vista della sostenibilità sociale e del mondo delle relazioni, di cui tanto abbiamo parlato e abbiamo sentito parlare negli interventi precedenti, forse possiamo fare qualcosa in più. Grazie Martino. Grazie. Quindi ci stai preannunciando che anche tu a brevissimo parteciperai al programma B2C? Io sono pronto. Sto aspettando il contratto. Purtroppo i broker in questo periodo erano impegnati in altre attività. Va bene, ci vediamo lunedì O mi pomeriggio state nel tuo trascurando. ufficio. Ne approfitto per invitare chi ancora non l'avesse fatto. Giù abbiamo le promoter che vi aiutano ad attivare la vostra carta Bisu. Quindi mi raccomando, andate dalle ragazze. Bene, a questo punto abbiamo parlato di cosa sta succedendo oggi, sto parlando del presente, ma a fianco a me abbiamo Chiara Mura della direzione commerciale, con particolare attenzione alle geografie oltre il mare. Cosa sta succedendo? Raccontaci un po'. Buonasera a cosa tutti. c'è nel futuro. Buon pomeriggio a tutti, grazie Ale. Quello che ci attende è sicuramente una sfida molto importante, un cambiamento dirompente, una sfida ambiziosa. Da ora vogliamo veicolare il brand di Sardex, che è già forte e riconosciuto non solo nel nostro territorio, nella nostra regione dalla quale siamo nati, ma anche nelle altre regioni, oltre il mare. Questo è un po' quello che un anno fa, quando insomma io e i colleghi abbiamo intrapreso l'attività di sviluppo delle nuove geografie, credo ci ha dato un orgoglio maggiore, una forza in più per crederci, combattere e scommettere contro le, come dire, avversità di tutti i giorni. Ogni giorno incontriamo tante aziende, tanti imprenditori ai quali
sicuramente portiamo quello che abbiamo nel cuore, ne abbiamo nell'anima, sono i valori che ci contraddistinguono e che ci appartengono. È anche vero che in questi territori abbiamo avuto un atteggiamento, un approccio che è quello di sensibilità di chi si approccia a un mondo nuovo, di curiosità dell'esploratore, ma anche la determinazione e la consapevolezza di chi sa di portare un'opportunità unica. Lo dico con assoluta certezza, ma perché vedo e riscontro io, ma anche i miei colleghi quotidianamente, negli imprenditori che ci accolgono, un riconoscimento di Sardex, un riconoscimento di Sardex vero, quale valore e opportunità di fare un'economia nuova. Questo modello che noi raccontiamo, che stamattina, ieri abbiamo sentito raccontare a tanti dei nostri ospiti, esiste, è reale, è tangibile. Ogni giorno tante aziende, i nostri iscritti lo raccontano, lo vivono e lo trasferiscono nel loro utilizzo quotidiano, nel loro modo di fare impresa. Quindi fondamentalmente abbiamo a cuore quello che dicevamo, cioè la tutela dell'economia locale, della peculiarità del territorio, ma siccome viviamo in un territorio che di filiere purtroppo non ce le ha tutte complete, abbiamo anche l'attenzione di doverle cercare nei territori dove queste filiere hanno un completamento. Per questo lavoriamo a selezionare, a chiudere queste filiere. È la sinergia che ci lega, infatti, alla direzione broker. Come dire, non è casuale che oggi questo panel veda sul palco la direzione broker e la direzione commerciale, perché il viaggio che ci aspettiamo di fare è tanto lungo, lo vogliamo fare insieme, lo vogliamo percorrere insieme, ma proprio un po' anche per mantenere quegli equilibri che nella provocazione stamattina di Luca Fantacci erano quelli di un equilibrio tra la domanda e l'offerta. È qualcosa che ci accompagna dal primo giorno in cui abbiamo iniziato questa attività, è un argomento che abbiamo nel cuore e che quindi con giusta attenzione portiamo avanti. Per questo nei territori dove stiamo già lavorando in maniera diretta, come diceva Ale, oltre alla Sardegna, ma anche l'Emilia, il Piemonte e la Liguria, quale nuova geografia appena nata, agiamo mantenendo questo equilibrio, cioè facendo in modo che le aziende del territorio che hanno delle peculiarità riescano a trovare il loro mercato interno, ma abbiano possibilità di esprimere tutto quello che è il potenziale inespresso, la possibilità di sfogo di quella domanda che esiste negli altri territori. Non è semplicissimo, non è semplicissimo e vi garantisco che l'impegno che mettiamo ogni giorno è massimo. Se volessimo fare degli esempi di filiere sulle quali stiamo già operando in questi territori, potremmo dire per il Piemonte l'industria agroalimentare, per esempio. Ieri, mentre eravamo qui, uno dei nostri colleghi consulenti di Torino ha chiuso un appuntamento, ci ha confermato immediatamente con un'industria del settore agroalimentare. L'industria meccanica, per esempio, in Emilia, la produzione orticola in Liguria, in Sardegna il turismo. Quindi, come dire, cerchiamo sempre di agire su tutti i fronti, mantenendo quello che è la missione per la quale siamo nati, che è ancorare economia al territorio, mantenendo uno sguardo aperto nel mondo, che oggi rappresenta queste geografie, domani nell'astronave di Peppe rappresenta un altro mondo, però insomma, come dire, con uno sguardo lungimirante stiamo attenti a intercettare tutte le opportunità che esistono. Questo lavoro è un lavoro speciale che viene svolto da persone speciali, così come quelle tutte che lavorano in questa azienda. La coesione che esiste tra reparti in questo momento è talmente forte che ci porta a tutti, e l'avete visto credo per chi da 5 anni partecipa alle nostre edizioni di Mitsas,
esprimerci ognuno al meglio nella sua potenzialità, in quello che ha dentro, in quello che ha nelle sue corde. Questo l'hanno voluto fortemente i nostri founder e oggi avete visto che tanti di noi, ognuno ha potuto fare e raccontare tante attività diverse rispetto a quelle di, per esempio, qualche anno fa. Qui abbiamo due super senior CTA che con me appunto mi accompagnano. Io ho l'onore di rappresentare questa super squadra fatta di professionisti seri, tenaci, determinati, che ogni giorno la sfida col coltello tra i denti la combattono. Ci tengo a salutare i due colleghi della direzione commerciale senza i quali io non potrei essere qua, che sono Francesco Trudo e Katiuscia Valtolina. E chiederei a Thomas e Emanuela di raccontarci rispettivamente le loro esperienze oltre il territorio sardo. Thomas, tra l'altro, ha origini emiliano-romagnole, ha iniziato a lavorare in Sardex, in Sardegna, oggi porta Sardex in Emilia, quindi chiederei a lui di raccontarci questa esperienza e poi a Manuela che è apripista di un territorio nuovo che è la Liguria, quindi chiederei a loro e per loro vi chiedo veramente un applauso enorme per lo sforzo che fanno quotidianamente in questa attività. Buon pomeriggio, grazie per le belle parole, insomma fanno tantissimo piacere. È un'emozione molto molto forte per me rientrare a casa e parlare di Sardex, e perché si lega fortemente a una scommessa personale che ho fatto qualche anno fa. Scusate, non sono abituato a usare il microfono e credo che si senta. È una sfida personale che ho fatto qualche anno fa, che era quello di vivere e lavorare in Sardegna, ed era una scommessa per la quale a casa mi stavano cominciando a prendere per pazzo. Insomma, si sta trasferendo sull'isola, dice che lavora a un non meglio precisato progetto di moneta complementare, e chissà se insomma lo abbiamo perso definitivamente o se insomma ha mantenuto la sanità mentale. E l'emozione è tutta lì, è tornare a casa e raccontare non solo una scommessa vinta mia e di tutta la squadra, ma quelle stesse persone oggi sto andando a parlare loro di Sardex Liberex, le stiamo iscrivendo al circuito, sto portando a casa un pezzo di modo, no? di questa nuova economia che ho conosciuto qua, quindi è forte come emozione. Venendo all'operatività, posso dire in Liberex di aver trovato una squadra fantastica, tanto quanto quella insomma a cui ero abituato qua in Sardegna, capitanati da Paolo, ok? Ci stiamo armonizzando molto molto bene con Fabio, con Giovanni. Da luglio siamo al lavoro nella formazione di due nuovi CTA, che sono Claudio e Federico, che in appena 2 mesi stanno già chiudendo i loro primi contratti. La rete funziona bene, e venendo da lì e conoscendo insomma il tessuto economico e imprenditoriale dell'Emilia Romagna, io ho la certezza matematica che le cose andranno bene, perché il circuito Sardex è uno strumento che assolutamente si sposa in modo perfetto con quel modo di fare economia basato sulla cooperazione, anzi lo migliora e lo rende più fluido. E già che sono qua, insomma ci sta. Un ringraziamento particolare lo devo fare a tutti i colleghi, alla direzione insomma con cui ci confrontiamo ogni giorno, però c'è una persona in particolare a cui va il ringraziamento, che è defilato laggiù, ed è Michele Magia, che è la persona che mi ha insegnato a fare il CTA. E che è la persona che verso la fine del 2013, conoscendo le mie inclinazioni e conoscendo la mia volontà di rimanere
sull'isola mi disse: guarda che posso presentarti delle persone, c'è un'opportunità lavorativa, insomma, ed è diventato veramente insomma, una cosa importantissima. Quindi grazie Miki. Bella. Andiamo? Vai, Sì. Manu. Buonasera. Liguria. Tra un ponte che crolla e una strada che si dovrebbe ricreare. Esatto, Cosa esatto. Non vogliamo muri ma ponti. In realtà vi porto il saluto delle aziende che si sono iscritte, dei colleghi che stanno operando, della squadra che si sta formando. Sono un po' in minoranza, loro hanno già una rappresentanza, io ho il peso della Liguria dietro ma sono sola. In realtà non siamo soli perché è l'ultimo figlio forse di Sardex, no? La Liguria. È un po' come le nascite, queste sono accompagnate da un sentimento un po' contrastante, c'è la paura e c'è la speranza. La paura perché ci si affaccia in un territorio nuovo, fatto di peculiarità, di caratteristiche, di filiere, di teste, i genovesi come sono i genovesi, un popolo da scoprire, tra l'altro intimamente legato alla Sardegna. Noi abbiamo l'isola di Carloforte, Calasetta e sono colonie genovesi, quindi in realtà io incontro degli imprenditori che mi parlano della Sardegna. E lo stupore arriva proprio lì, quando ci si accorge di parlare un po' la stessa lingua, quella lingua della scoperta, della sfida, perché Sardex per me oggi è opportunità e io quando vado ancora a incontrare le aziende arrivo un po' come una matta, no? Perché parlo di Sardex e qualcuno si studia prima, qualcuno rimane un po' affascinato da questo progetto che oggi è una realtà. Però la cosa bella è che Sardex non è per tutti e non tutti sono per Sardex, ma in realtà ci sono quelle persone, quelle realtà che hanno capito cos'è Sardex. E forse Genova, la Liguria, che oggi ha circa 20 iscritti, quindi siamo proprio piccoli, però iniziano le prime transazioni, c'è il carrozziere che ha trovato la modalità per pagare il suo commercialista, ha detto ho fatto bingo, mi elimino una bella spesa, c'è chi sta facendo il piano welfare, tramite l'azienda iscritta nel nostro circuito. In realtà ci accorgiamo che le relazioni, no, partire da un territorio vergine significa davvero riscoprire cos'è Sardex, cioè fidarsi l'uno dell'altro, stringersi davvero, no, la mano e credere in questo bel percorso. La Liguria è questo, la Liguria è un po' caratterizzata da 1000 sentimenti e io dico sempre ci metto di più arrivare a Genova che non andare a New York, devo prendere 2 aerei, è lontana, ma in realtà è molto vicina ed è un po' la fotografia di quello che succederà. Noi oggi possiamo già andare a Genova e pagare Sardex, possiamo andare nei ristoranti iscritti, mangiare e pagare Sardex, che è ancora quello che non succede, che è quello che succederà con la piattaforma di cui parlava poco fa Alessandro. È un po' la risposta a quello che era l'esigenza primaria, no? Quello di creare una grande rete. Il chilometro zero in realtà non è il vicino, ma il chilometro zero è fatto da un territorio che condivide i valori ed è quello che Sardex deve fare. Io ringrazio tutti perché alla fine quando si va in terra straniera ci si sente un po' soli, no? E in realtà poi basta la telefonata Chiara, no? E la telefonata a Franco, la telefonata al collega, no? che è fuori come te, per capire che non si è soli, ma in realtà siamo davvero in una rete di condivisione di valori e ricordiamo, Sardex è un'opportunità che va colta. Grazie. Da un aspetto, come dire, commerciale, sentiamo anche la visione, poi da un punto di vista, come dire, prettamente forse amministrativo, ma non solo, nel senso che poi voi siete portatori dei nostri valori in maniera quotidiana in questo territorio, visto che siete lì come amministratori dei circuiti, Paolo Piras del circuito Liberex e Alessandra Romano del circuito Piemex. Avete un po' vissuto questo traghettamento da un prima a un domani. Raccontateci. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, ieri non l'abbiamo detto, ma complimenti a Sardex perché questa 2 giorni è stata veramente bella e dal mio punto di vista anche formativa. Cioè questa mattina abbiamo visto veramente il futuro, quindi è stato veramente intenso. Ma sai, io ho vissuto le 2 fasi, diciamo, di Liberex, no? Dal concetto di replica in toto
di Sardex in Emilia-Romagna come dire, alla fase in cui si trova ora, che è quella secondo me molto più funzionale insomma, di un'estensione del circuito, quindi di Sardex in Emilia-Romagna come Sardex. Posso testimoniare senza ombra di dubbio, ma insomma Thomas l'ha già descritto molto bene, anche Mario ha portato una testimonianza molto interessante. È sicuramente il modo migliore per raccontare il progetto e trasmettere i valori, cioè far sentire anche l'iscritto dell'Emilia-Romagna parte di una comunità che non è solo geografica, perché Sardex non è solo geografia, ma economia, relazioni, politica, in senso alto. È un modo di fare, un modo di vivere la quotidianità e l'economia. Lo vediamo in quello che sta succedendo, in quello che vive Thomas ogni volta che viene da noi in via Nosadella a Bologna. Insomma, la collaborazione con l'area broker che come dire, unisce tutti gli iscritti veramente, lavora quotidianamente e riesce a farlo nel modo migliore, perché sicuramente in 9 anni di attività in Sardegna il know-how accumulato non è paragonabile a quello che un circuito che parte da zero può fare, e di strada da fare ne ha tanta. Noi lo vediamo, le cose stanno girando bene, siamo decisamente soddisfatti, adesso siamo sui 400 iscritti, ma insomma penso che Mario e con lui tanti altri a partire dai prossimi mesi saranno molto felici di ritrovarsi da 400 a 5.000 o 10.000 iscritti, no? Quindi insomma il futuro è molto roseo, ecco. Grazie. Grazie Paolo. Alessandra. Per ultima, quindi che cosa posso aggiungere a tutto quello Ultima, ma che non ultima. è stato detto? Beh, innanzitutto grazie, ovviamente grazie a Sardex e grazie per il fatto che personalmente rappresento il connubio sogni e realtà. Io 2 anni fa ero seduta in platea, ascoltavo, sognavo, mi venivano le lacrime agli occhi. Oggi sono qui sul palco a rappresentare Piemex, cioè Sardex in Piemonte, e questo non è un passo da poco. Quindi i sogni possono diventare realtà. Noi in Piemonte, come ha detto giustamente Pablo, stiamo lavorando tanto nel non più replicare, ma estendere il modello, dare una continuità di sviluppo a Sardex anche sui nostri territori. Sembra solo un gioco di parole, ma in realtà è fondamentale, perché in questo modo riusciamo davvero a portare un'economia partecipativa su un territorio non semplice come il Piemonte, ma se riusciamo a farlo capire, se riusciamo a trasmettere questi valori, sicuramente le cose andranno quasi da sé, o comunque sicuramente i fatti ci daranno ragione. Noi ci siamo incamminati proprio recentemente come Piemonte con 2 collaborazioni importanti, nelle quali per la prima volta abbiamo fatto delle iniziative di co-branding. Siamo usciti a marchio Piemex e Sardex contestualmente. La partnership con la Fiat Torino Auxilium Basket, che è una realtà molto importante per il Piemonte, e una parte di partnership con Artissima, che è la manifestazione che premia i giovani artisti e l'arte emergente in Torino. È una manifestazione molto importante, credo che qualcuno ne abbia sentito parlare, e noi su un'iniziativa legata ad Artissima, peraltro molto bella, in cui un artista ha coinvolto i bambini dell'ospedale infantile, del reparto di oncologia. Su questa iniziativa noi abbiamo sponsorizzato e sostenuto l'opening della mostra, tutto il materiale, la cartellonistica a logo Sardex e Piemex, e questo ci rende molto orgogliosi. Grazie. Grazie. Ale, che dire? Ma, sicuramente mi sento di dire che, come in qualche modo anticipavamo, la sinergia tra noi ci porterà a incontrare tanti imprenditori, tante realtà, tante lingue, tanti dialetti, tante persone, alle quali sicuramente ci approcceremo mantenendo un focus
alto sulle peculiarità del territorio, consapevoli che viviamo di e nel senso di comunità delle persone che poi questi territori li vivono, consapevoli di portare alle aziende che incontriamo ogni giorno un'opportunità immensa, perché rappresentiamo una domanda aggregata, non rappresentiamo più il fabbisogno della singola azienda o più aziende di una regione specifica, ma di un'Italia, vogliamo dire Italia per limitarci a oggi, alle prossime astronavi di Peppe, a un mondo in rete, nel quale credo che parleremo, ripeto, magari tante lingue, tanti dialetti, ma credo che avremo un filo conduttore comune che sarà riconosciuto nel valore che questo strumento ha in maniera universale. Il linguaggio comune sarà Sardex. Grazie. Certo. Dicevo prima sinergia, un grazie mi sento di portarlo da parte di tutti i reparti, oltre che i nostri founder che fortemente ci hanno spinto e guidato nel collaborare e stringerci l'uno all'altro, ma credo che se ognuno di noi ogni giorno si può esprimere grazie all'operato eccellente di ogni collega, ognuno per quello che fa e fa bene, i colleghi dell'amministrazione, l'area IT, tutti i broker, tutti i consulenti. Credo che la forza di Sardex sia questa, che tutti insieme ce la possiamo fare. Grazie, grazie a tutti. Sudando? Cagliari ha vinto. Ha segnato il Cagliari nel... Sì. Portiamo bene anche al Cagliari. Allora c'è un'altra pausa caffè e vi chiederei di farla un pochino più breve, un quarto d'ora e 20 minuti, in modo da tornare qua. Sono le 16, facciamo per le 16:20 se possiamo ripartire con l'ultimo panel sulle collaborazioni internazionali. Grazie.